Lo hanno bloccato a Rimini mentre stava utilizzando un bancomat rubato qualche giorno prima in ospedale a Padova. Un 61enne sardo senza fissa dimora, ricercato perché doveva scontare una pena di 5 anni e 4 mesi per furti di carte di credito negli ospedali di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, è stato arrestato dalla polizia di Padova. Le indagini erano iniziate lo scorso 22 luglio dopo un furto di un portafoglio avvenuto il giorno prima in ospedale a Padova e denunciato al posto di polizia del nosocomio da una dipendente che si trovava nel reparto di pediatria, dove aveva lasciato per pochi istanti la sua borsa appoggiata ad una sedia. I poliziotti della squadra mobile di Padova, tracciando i movimenti della carta di credito con decine di operazioni e pagamenti in alcuni bar di Padova, hanno ricostruito il percorso dell'uomo, ripreso anche dalle telecamere di videosorveglianza cittadine. Il 61enne era già noto perché tra il 2016 e il 2017 aveva compiuto numerosi furti all'ospedale Sant'Antonio. Nel passato dell'uomo, specializzato proprio in furti in strutture ospedaliere, colpi anche a Rimini, Bologna, Monza e alla clinica Mangiagalli di Milano. Il 61enne è stato incastrato anche dalle telecamere della stazione ferroviaria di Padova, che lo hanno ripreso mentre prendeva il treno per Rimini, ed è qui che lo hanno aspettato e arrestato i poliziotti della squadra mobile.